io ho chiesto il permesso di togliere la mascherina almeno per il primo intervento perché ce l'ho dalle 7:30 di questa mattina e posso, vero? Semmai dopo la rimetto, ma almeno la prima parte del mio intervento la vorrei fare senza perché... È più bello senza. Ma questo non lo so, ma è più bello per me parlare senza. E noi faremo non 2 interventi lunghi, ma faremo 2 o 3 interventi più brevi alternandoci e grosso modo abbiamo in mente di parlare per un'oretta, minuto più, minuto meno, e poi lasceremo volentieri lo spazio a qualche vostra domanda. E altrimenti andremo avanti perché della critica del testo di Mas potremo andare avanti a lungo, credo. E io vorrei iniziare dicendo che è per me un particolare piacere ed è una gioia parlare di un libro che mi è molto caro ed è una gioia doppia poterlo fare con Lucia Castaldi, con la quale noi in realtà di Mas parliamo da una decina d'anni, credo, non so esattamente quando abbiamo iniziato, ma un bel giorno abbiamo scoperto che era una nostra comune passione e oggi è la prima volta che lo facciamo in pubblico, ma l'abbiamo fatto, abbiamo discusso e conversato molte volte parlando di questo libro. Io vorrei introdurre il mio discorso, avviare il mio discorso parlando brevemente di Paul Mas, non perché la biografia di Paul Mas possa spiegare l'importanza del suo libro, insomma, vale per gli scrittori che le loro opere non si spiegano attraverso la loro vita, a maggior ragione per uno studioso. Ma Paul Mas credo che così meriti di essere descritto con qualche tratto perché la sua vicenda umana è da un lato tipica di un professore di origini ebraiche tedesco del Novecento e dall'altro alcuni tratti così molto particolari, molto peculiari. Paul Mas nasce a Francoforte sul Meno nel 1880, si iscrive all'Università di Berlino a 17 anni, dove studia per 3 semestri sotto la guida di Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf, che era il più grande filologo classico dell'epoca. Dopo 1 anno e mezzo si trasferisce a Monaco, dove continua i suoi studi di filologia classica, ma li allarga anche alla filologia bizantina, diventando allievo di Karl Krumbacher, che è il fondatore della moderna bizantinistica, e entrando anche in contatto molto stretto con Ludwig Traube, che è il fondatore della paleografia latina moderna, uno studioso molto molto importante soprattutto per gli studi medievistici. Il primo contributo a stampa esce nel 1900, quando Mas ha 19 anni, era nato a novembre, fra il 1900 e il 1914 Mas pubblica più di 200 lavori. È un'attività prodigiosa, anche perché non conta tanto il numero dei lavori da lui pubblicati, quanto la qualità. Alcuni di questi lavori sono naturalmente in parte lavori molto brevi, recensioni, schede bibliografiche, ma ci sono anche articoli di più di 50 pagine. E ci sono alcuni libri, piccoli, ma pur sempre libri, e soprattutto nel campo della filologia bizantina, della poesia, dello studio della poesia bizantina, Mas
pubblica alcuni lavori che sono ancora oggi fondamentali, quindi è uno studioso che nei primi anni della sua attività veramente raggiunge già dei risultati altissimi. Dal 1910 è libero docente a Berlino per la filologia classica e quella bizantina. Il 12 gennaio 1910 tiene una prolusione dal titolo Compiti della filologia bizantina. Arriva la guerra, la fine della Germania guglielmina, Maas, che ha nel 14 34 anni, si arruola nei servizi sanitari dell'esercito tedesco, o meglio della Croce Rossa, e serve prima in Francia, poi in Belgio e poi a Istanbul, e rientrerà parecchi mesi dopo la fine della guerra passando per Odessa. Dal 1920 diventa außerordentlicher Professor a Berlino, e negli anni successivi, naturalmente negli anni della guerra pubblica molto poco, mentre con l'inizio degli anni 20 riprende a pubblicare un gran numero di lavori. 3 lavori soprattutto sono fondamentali perché ne consacrano la fama e il prestigio. Sono 3 contributi per la Einleitung in die Altertumswissenschaft, diretta da Gerke e Norden. Nel 23 pubblica una metrica greca, nel 24 una paleografia greca e nel 27 la Textkritik, la critica del testo, della quale parliamo questa sera. Nel 1930, all'età di 50 anni quindi, diventa professore ordinario. Lo diventa tardi rispetto ad altri allievi del suo maestro Wilamowitz, con il quale negli anni 20 il rapporto si fa particolarmente stretto, e lo diventa a Königsberg, nella Prussia orientale. Rimane all'Università di Königsberg per 4 anni, perché nel 1934 viene cacciato dall'università in quanto ebreo. Nell'agosto del 1939, pochi giorni prima dello scoppio della guerra, riesce in maniera fortunosa a salpare su una delle ultime navi che partono nemmeno dalla Germania, dall'Olanda, per l'Inghilterra, e dove passerà il resto della sua vita, a Oxford come consulente della Oxford University Press. La sua vita si conclude il 15 luglio del 1964, quindi all'età di 83 anni. Sono scarni dati diciamo esterni, esteriori della vita di uno studioso eccelso. Un uomo, si sa poco della sua vita in generale, Maas non amava parlare di sé, e una delle definizioni credo più belle, più giuste dell'uomo l'ha data Luigi Lenus, che è uno dei suoi maggiori studiosi, parlando di un uomo misterioso e trasparente, che ha consacrato tutta la sua vita allo studio, anche se posso forse aggiungere che Maas aveva anche altri interessi, in gioventù interessi matematici, interessi nel campo della medicina che l'avevano portato appunto a occuparsi di feriti durante la seconda guerra mondiale. Aveva una grande cultura musicale, suonava il pianoforte, suonava il violino, la viola, faceva musica da camera con la moglie, conosciuta a un corso
musicale, conosceva la musica talmente bene da essere in grado di dirigere un'opera di Wagner durante la seconda guerra mondiale a Istanbul con un'orchestra militare. Quello che a me preme dire è soprattutto il senso unitario della sua personalità di studioso, che si è occupato nell'ambito della filologia classica di vari ambiti. Ho ricordato la metrica, la paleografia greca, si è occupato molto a fondo di questioni lessicografiche, si è occupato di papiri, si è occupato di epigrafia. Negli anni inglesi ha scritto non molto, ma ha scritto alcuni contributi fondamentali su questioni filologiche riguardanti le opere di Shakespeare, che hanno avuto un influsso molto profondo sulla filologia shakespeariana. Quello che a me preme mettere in evidenza è il senso unitario della sua personalità di studioso, anche perché questo senso unitario alle volte è stato contestato da alcuni studiosi che hanno voluto vedere una diversità tra l'astrattezza, la rigidità, secondo alcuni, della critica del testo e invece i suoi lavori dedicati a testi concreti. Credo che sia un'interpretazione fondamentalmente errata. Lo studioso aveva i suoi poli di interesse vari, molto vari, ma tutta la sua produzione scientifica è caratterizzata dalle stesse qualità. Mas era famoso già in vita per il suo amore per la brevitas. Alcuni suoi lavori sono di poche pagine e sono fondamentali lo stesso, alcuni sono anche lunghi una pagina, alcuni sono lunghi alcune righe, ma ci sono anche delle recensioni invece che sono lunghe 20 pagine. Mas mira sempre all'essenziale e quindi a seconda dei casi scrive lavori brevissimi e invece ha scritto anche dei lavori molto, molto più ampi. Come vedremo fra poco, la critica del testo fa parte della prima categoria di testi di formidabile brevità e aggiungerei anche eleganza. Questo per introdurre un po' il discorso appunto sullo studioso. A questo punto io citerei la parola alla professoressa Castaldi, chiedendole magari di cominciare con il suo rapporto con la critica del testo e quando lo ha scoperto, insomma come lo ha accostato per la prima volta. Grazie di questo incontro agli studenti della scuola superiore. Vedendo tanti volti noti, perché insomma la stragrande maggioranza di voi ha sostenuto con l'esame nel corso degli ultimi anni, vorrei tranquillizzare o deludere qualcuno di voi che questo incontro non è certamente un ripasso, come dire, della critica del testo. E il fatto che ci venisse chiesta una presentazione è stata per me, come dire, un po' fonte di imbarazzo, perché le presentazioni si fanno di libri che sono usciti recentemente. La critica del testo esce nel 1927, è un testo che ha 100 anni, cioè fra 5 anni dovremo anzi attivarci a adeguatamente festeggiare il centenario di questo testo. E quindi è una cosa un po' strana, un po' imbarazzante, perché la stragrande maggioranza di voi mi ha già sentito parlare per ben 40 ore di Mas, e che ci sono colleghi ai quali ovviamente io non devo ricordare niente.
E quindi quando appunto Giorgio Ziffer mi ha proposto questa cosa, ho accettato, sebbene con reticenza, solo per un motivo, perché tutte le volte che io e Giorgio parliamo di massa, scopriamo sempre qualcosa di nuovo. Cioè parlare di massa e leggere la critica del testo è inspiegabilmente, come dire, sempre una cosa nuova. E questo a me succede tutti gli anni che leggo e commento il testo. Poi negli ultimi anni appunto il professor Vicaria ci divertiamo molto a fare lezione e a fare questo corso a 4 mani e quindi questo diciamo è proprio questa caratteristica di questo testo spiega un po' perché oggi in fin dei conti siete così numerosi qui, in qualche modo anche inconsapevolmente diciamo questo aspetto di massa è giunto a voi. La critica del testo è indubbiamente, io mi permetto cerco di non essere blasfema, ma come dire, andrò un pochino oltre a quello che normalmente si dice della critica del testo. È sicuramente uno dei capolavori non solo della filologia, per cui è la nostra Bibbia di riferimento, ma proprio della letteratura del Novecento. Perché, e non del Novecento, proprio della letteratura. Cosa lo dimostra? Cioè lo dimostra il fatto che come l'Eneide, come la Divina Commedia, come Dorato, è stato un testo che è stato commentato. Bene? Cioè è un testo che viene parafrasato, spiegato, delucidato, in qualche modo sempre lo si deve decrittare, c'è un'esegesi. Quando noi facciamo lezione scriviamo massa, è un'esegesi in quel testo lì. Quindi indubbiamente questo capita soltanto ai testi che hanno un valore enorme nella letteratura. E appunto il commento più esteso, più importante, come vedete consta di 530 pagine, è quello che è stato pubblicato nel 2003 da Elio Montanari. Elio Montanari era docente di critica del testo all'Università di Firenze e quindi il mio rapporto con Massa è un rapporto che nasce in modo abbastanza banale. Io ero lì studente dall'87 al 93 e nell'anno accademico 89-90 mi capitò, devo dire la verità, proprio sono quelle cose strane nella vita, mi capitò di sentire di frequentare del corso. A Firenze all'epoca i corsi non erano, i piani di studio non erano così vincolati come sono adesso, avevamo degli esami obbligatori, ma poi io all'inizio dell'anno ho iniziato a fare il giro dei professori e quelli che mi piacevano seguivo e chi non mi piaceva, come dire, non lo frequentavo, quindi avevamo molta più libertà. Però io fui, diciamo, condotta in qualche modo ad andare a questo corso per quello che era un criterio per me inoppugnabile, scientifico. Ci andavano i miei amici, ci stavano andando i miei carissimi amici, per cui mi trovai in quest'aula. E le lezioni con il professor Montanari, appunto di cui questo volume è praticamente l'esito di una ventina di anni di docenza, si svolgevano così, cioè eravamo attorno a un tavolo, eravamo veramente pochi, leggeva una frase di Massa e poi cadeva il silenzio. All'inizio eravamo un po' perplessi che ci guardavamo dicendo dobbiamo intervenire, dobbiamo fare qualcosa, perché questo silenzio? E in realtà poi, con una sibilla, diciamo, Montanari iniziava a spiegare, a problematicizzare il testo di Massa, a farci domande e iniziava così un dialogo. Queste erano le lezioni, duravano 6 mesi all'epoca, da novembre a maggio. E alla fine mi ricordo che tante volte io ero talmente immersa, perché fu proprio una folgorazione sulla via di Damasco questo corso per me. Quindi ero molto motivata quando andavo e tante volte dicevo ora ci sarà un bel silenzio, perché leggevo la frase e dicevo qui, come dire, ci sarà da pensare, da ponderare le parole,
e che venivano sempre molto soppesate da Montanari. Quindi quante volte anche agli esami di sempre attenzione alle parole, come si esprime, quale termine si usa in filologia. Quindi l'incontro fu questo, un incontro se vogliamo appunto abbastanza semplice, banale, però ecco, il fatto che questo testo abbia catturato, come dire, quindi a volte è stato fondamentale per la mia formazione e per la mia vita, lo testimoniano questi 3 libri, che sono le 3 redazioni di Maas, e questo vedete è tutto rotto, e mi ha fatto sono quasi commossa a riprenderlo in mano, perché c'è la data del 5 febbraio del 90, quando io andai a Firenze alla libreria Armonia a comprarlo per sostenere l'esame. È tutto glossato, annotato, no? E poi vedete è rotto perché secondo la legge di Deckers-Horst, quanto più un libro si usa, quanto più si corrompe, si deteriora. Poi ho l'edizione di Giorgia, che è ovviamente del 17, anche questa annotata, perché facendo lezione mi devo ricordare tutto ciò che ho da dire ai ragazzi di implicito, e questa invece è ancora in tosa, perché quest'anno ancora non ho iniziato a fare lezioni, quindi prima del 21 ancora non l'ho utilizzato. Quindi diciamo che questa, quando io arrivai qui nel 2006 e dovetti appunto iniziare a fare lezione di istituzione di filologia e critica del testo insieme alla letteratura latina medievale, all'inizio erano 20 ore, io però mi imposi, diciamo, di riprendere Maas. Chi mi aveva preceduto, Paolo Chiesa, mi disse no, assolutamente non lo fare, è troppo difficile, i ragazzi non lo capiranno. E a me venne proprio in mente quella che era l'obiezione che si trova nell'introduzione, questa di Nello Martinelli, è l'introduzione di Pasquali, il quale dice proprio questo, cioè si obietterà che il libricino è per i classicisti principianti o per filologi moderni troppo difficile, perché è troppo conciso e astratto. Ora, qui ovviamente c'è un bel rosso sul geometrico, ma ogni esposizione rigorosamente geometrica, e qui appunto potremmo aprire, lo diciamo tante volte, un lungo dibattito su questa, diciamo, questa visione, che come diceva prima Giorgio Ziffer, errata di questo processo matematico, geometrico, meccanico, con cui si fraintende la critica del testo, però ha la virtù di non essere capita a mezzo, ma di poter solo essere compresa pienamente, o, scusatemi, qui c'è un errore mio, o non essere compresa affatto, senza in ogni caso suscitare illusioni nel lettore. Questa era l'obiezione che appunto che Pasquali, no, pone come domanda retorica. In realtà dice no, questo testo è fondamentale. E quindi io sono molto contenta che dal 2006, diciamo, se all'Università di Udine si è ripreso a leggere Maas, è perché io, memore, diciamo, di quello che avevo fatto con Montanari, ho voluto riproporre a voi e spero di non essermi sbagliata sull'utilità di questo testo. Ora lascio la parola al professor Ziffer che vi spiegherà la sua di incontro massimo. L'incontro è venuto qualche anno prima del tuo, perché ho qualche anno di più, e quindi anche la mia copia che non ho portato con me è un po' più rovinata della tua, e da qualche tempo ho perso anche la copertina. Spero che sia da qualche parte in mezzo ad altri libri o fotocopie. Io non ho avuto la fortuna di seguire un corso dedicato a Maas. I miei maestri di lingue e letterature slave, soprattutto il professor Michele Colucci, che non era un filologo, anche se aveva un'ottima competenza anche nel campo della filologia, soprattutto russa, aveva detto che era un libro che andava letto, e io quindi lo trovai in una libreria vicino alla Sapienza, e anche la mia copia è piena soprattutto di punti di domanda, perché fin dall'inizio c'erano delle cose che non mi erano risultate così chiare, e poi così ho continuato a riprenderlo in mano man mano che andavo avanti nei miei studi di filologia slava, così facendovi ricorso per
sbrogliare magari qualche nodo particolare, ma quello che non avevo mai fatto era stato quello di leggerlo tutto d'un fiato. E quello che è successo non molti anni fa, anche se mi sembra ieri, ma ne sono passati quasi 7, nella primavera del 2015, nel 2015, in un periodo in cui potevo studiare e basta, grazie a una borsa di studio, mi era venuta in mente l'idea, che non so perché non avessi concepito prima, di leggere il testo nell'originale. E voglio così farla molto molto breve. Fin dalle prime righe mi sembrava di avere in mano qualche cosa, mi è sembrato avere in mano qualche cosa di diverso dal Masi italiano che conoscevo, e questa impressione era andata aumentando man mano che andavo avanti nella lettura, e alla fine della lettura ero sotto shock, perché il libro che avevo appena finito di leggere e che nei giorni successivi ho riletto diverse volte, perché non riuscivo letteralmente a staccarmene, mi sembrava molto ma molto diverso da quello che io avevo conosciuto, che conoscevo. Diverso perché? Diverso sia per la forma sia per il contenuto. Per la forma, perché nell'originale la Textkritik è scritta in un tedesco di una bellezza unica. Ho appreso poco fa da Lucia che lo considera un capolavoro della letteratura, non solo della letteratura forse scientifica. Questo non me l'avevi ancora detto, ma corrisponde esattamente alla mia impressione, e devo dire che è vero che sta per compiere 100 anni, ma anche per la bellezza della lingua, la verità, e lo è a maggior ragione per il suo contenuto, più che essere un classico, questo libro è un'opera contemporanea, potrebbe essere stata scritta ieri, oggi. È un libro, è uno di quei libri perfetti che è vero che è stato scritto quasi 100 anni fa, ma sembra scritto oggi. Il contenuto, anche qui nella prima parte di questa lezione conversazione non vogliamo entrare in troppi dettagli tecnici, siamo pronti però a farlo, magari soprattutto sollecitati dalle vostre domande. Io vorrei leggervi l'ultimo capoverso della critica del testo del 27, sono le parole conclusive che ci sono anche nella traduzione di Martinelli, che risale al 52, che è stata la prima di numerose traduzioni in altre lingue. Perché è un passo che smentisce quell'idea di un libro astratto, geometrico e di un mas matematizzante. Ascoltate, mi fermo qui, non senza percepire chiaramente il carattere arbitrario, grazie, della scelta e dell'ordinamento degli esempi. Il fatto, nella seconda edizione, sì? Il fatto è che il nocciolo di quasi ogni problema critico-testuale è costituito da un problema stilistico, spaziato nell'originale e nella traduzione, e le categorie della stilistica sono state chiarite assai meno di quelle della critica testuale. Inoltre, c'è il pericolo che nella recensio la responsabilità stilistica venga soppiantata da una qual certa routine. Sarà allora permesso in conclusione di ricordare una massima di Richard Bentley, la cui verità non può essere oscurata dall'abuso al quale condusse nel momento in cui fu pronunciata per la prima volta, a proposito di Orazio Carmina 3:27-15, e in seguito ha condotto così tante altre volte e sempre condurrà.
nobis et ratio et res ipsa centum cogibus potiores sunt. La ragione e la logica, la chiarezza logica del contenuto, per non tradurre la cosa in sé, contano per noi più di 100 codici. Cosa afferma Maas in queste righe? Che secondo la sua visione delle cose la critica del testo è soprattutto critica stilistica, e questo, voglio dire, dal 1927 sta scritto, ma è come se queste parole fossero state dimenticate, cancellate, e di questo magari potremo discutere poi in un secondo momento. Ma Maas lo dice, ed è molto raro che Maas faccia un'affermazione così perentoria e così chiara, così incisiva, perché Maas di solito anche le sue idee più importanti le lascia trapelare tra le righe, non lascia al lettore il compito di interpretare le sue parole. C'è una lettera bellissima del 9 ottobre del 29 in cui Maas ringrazia Giorgio Pasquali della sua recensione, che non può essere citata quando si parla di questo libro, uscita appunto 2 anni dopo la pubblicazione della critica del testo, una recensione pubblicata in tedesco in Germania, molto più lunga del libro stesso, e Maas si complimenta con Pasquali che è stato capace di leggere tra le righe, cioè di colmare quello spazio mentale che è necessario completare per intendere fino in fondo quello che Maas vuol dire. Maas è di una chiarezza cristallina, però presuppone un lettore pensante, un lettore critico, se volete, un lettore intelligente che sia capace di capire e svolgere tutte le implicazioni del pensiero di Maas. Ma credo che la citazione che ho appena fatto, insomma, parli in maniera sufficientemente chiara, e questa è la verità profonda, e questa è la grande novità della critica del testo massiana. Poi certo ci sono gli stemmi, ci sono gli errori significativi che verranno 10 anni dopo, almeno come termine. C'è tutta la logica esemplare dei suoi ragionamenti, ma la prima cosa, la cosa fondamentale, è la conoscenza intima dei testi studiati, di tutte le opere di un autore, dei generi letterari, cui poi si aggiunge la storia della tradizione, ma poi vengono sì le questioni di metodo, lo studio dei manoscritti, una certa competenza paleografica, ma il fondamento di tutto, appunto, quasi ogni problema critico testuale è un problema stilistico, è una cosa semplicissima, ma così, soprattutto nella critica del testo novecentesca, questa cosa non è stata affermata così spesso. È stata affermata per esempio non da un filologo classico, da un filologo italiano come Barbi, come Michele Barbi, ma in molti filologi, in molti critici ha prevalso una visione diversa, come se la conoscenza dei testi, non dico fosse un di più naturalmente, ma non fosse il vero fondamento della critica testuale. E noi oggi la leggiamo, la critica del testo, nella 4ª edizione, che è del 1960, è un'edizione, o meglio, nel 27 esce la prima edizione, la seconda esce nel 1950, con un'appendice costituita da un saggio che era uscito nel 1937, sugli errori guida e i tipi stemmatici. Nel 1957 esce la 3ª edizione, che contiene una seconda appendice
costituita a sua volta da 3 excursus, e nella quarta edizione di 3 anni dopo sostanzialmente non cambia quasi nulla. L'opera, io ho detto poco fa, sembra scritta oggi, è un'opera senza tempo per via della sua perfezione. È un'opera comunque composta, pubblicata nel 1927. Siamo negli anni d'oro della Repubblica di Weimar che noi associamo ad altri fenomeni culturali, no? Al cinema tedesco dell'espressionismo. Nel 27 viene presentato per la prima volta al pubblico Metropolis di Fritz Lang, per esempio. Nel 27 abbiamo Maragonni, nel 28 l'opera da 3 soldi, opere che nascono dalla collaborazione di Kurt Weill e Bertolt Brecht. Nel 27 esce Essere tempo di Heidegger. Sono appunto gli anni in cui Berlino è, insieme a Parigi, la città più moderna, più cosmopolita, più vivace di tutta l'Europa. Di lì a pochi anni naturalmente tutto cambierà, ma io credo che così è bene collegare la nascita di quest'opera appunto alla cultura della Repubblica di Weimar. L'edizione del 27 conta 18 pagine. Bisogna anche dire che nel 27 la critica del testo non è ancora un vero e proprio libro, è un fascicolo della Einleitung in die Altertumswissenschaft, e contiene una breve bibliografia e poi 5 capitoli divisi in 40 paragrafi, i concetti fondamentali, il capitolo dedicato alla recensio, un capitolo dedicato all'examinatio, che è una delle grandi innovazioni massiane, un quarto capitolo che spiega come va allestita un'edizione critica. Sono 2 soli paragrafi di estrema densità, e poi seguono 16 paragrafi di esempi. Il tutto appunto in 18 pagine. La parte teorica ne copre, se ricordo bene, 11 o poco più. E la mia idea su questo, mi farebbe piacere sentire che cosa ne pensa anche Lucia, è che la critica del testo di Maas deve essere considerata quella del 27. Le 2 appendici, soprattutto la prima, quella dedicata agli errori significativi, hanno avuto una enorme diffusione, un'enorme importanza negli studi non solo di filologia classica, ma di filologia medio-latina, slava, germanica, romanza, ma sono tutte e due appendici. La vera critica del testo, nel senso che aggiungono, precisano meglio alcuni concetti, al limite anche alcuni termini, però non modificano la sostanza della teoria critico-testuale che Maas presenta nel 37 e nel 27, scusate. Alcuni studiosi hanno parlato del saggio del 37 come di un progresso, servendosene quindi per accusare Maas di essersi dimenticato un capitolo fondamentale nella prima edizione. Altri, come Elio Montanari, ne hanno parlato piuttosto come di un regresso, come se questo saggio del 37 fosse un passo indietro. Ecco, su questi argomenti mi farebbe piacere così sollecitarti
Sì, rispondo subito a questa domanda, se non sollecitata io rispondo. Io su questo, lo sai, abbiamo una visione leggermente diversa e devo dire che in questi giorni, così pensando a quello che avrei potuto dire e facendo proprio il paragone ai grandi classici, alle pietre miliari della letteratura che sono state commentate, e così pensando a Dante, Dante come auctor agens, no? Cioè, come viene detto nella lettera Can Grande, cioè sì che è autore, ma che cambia lui stesso scrivendo la Divina Commedia. Ecco, io ho l'impressione che anche Massa, quando scrive la prima appendice del 37 e lo sguardo retrospettivo del 56, quando ormai ha già 76 anni, quindi è ormai anziano, cioè modifica la base ovviamente del 27, ha ragione, però secondo me anche lui è come se fosse cambiato inserendo quei dati, cioè modifica se stesso e la sua e il suo metodo, ecco. Lo vedo come un processo non solo teorico ma quasi personale, ecco. E quindi mi sembrava calzante, ecco, l'esempio di Dante, infatti me l'ero anche appuntato. E io ora volevo invece, riprendendo poi quelli che saranno, e come vedete avevo scelto anch'io il passo che il professor Ziffer mi ha mostrato, quindi in qualche modo ovviamente ci siamo incrociati nelle scelte di argomenti, ma mi ha fatto riflettere, ho voluto riflettere sul perché, diciamo, anche quando ero giovane e poi dopo c'è stata, come dire, qual è l'aspetto di attrattività che ha anche Massa, qual è l'altro Massa, cioè oltre alla parte ovviamente scientifica, cioè ci sono anche altri aspetti che in Massa affascinano e almeno dal quale io sono stata affascinata e su cui anzi vi esorterei a riflettere anche chi, la maggioranza di voi, ha già letto e visto il testo. Perché oltre appunto alla disciplina scientifica, quello che a me ha sempre colpito di Massa è l'aspetto di serenità, pacatezza, rispetto e umiltà, oserei dire, no? Cioè Massa non è mai supponente, non è mai assertivo, sì, espone anche in modo, diciamo, positivistico, cioè la sua teoria, ma non è mai aggressivo, non so come dire, non è mai appunto, non dico violento, ma insomma è sempre molto pacato. E in tutti e tre i testi, che noi appunto, quello del 27, il 37 e lo sguardo retrospettivo, noi abbiamo degli esempi e mi sia consentito proprio vedere, ora tutto non si potrà leggere, ma quando anche nel paragrafo 18, se vi ricordate, è il paragrafo nel quale lui si chiede quale certezza si può raggiungere con l'examinatio. E è uno dei pochi punti in cui in qualche modo Maas critica i filologi che lo hanno preceduto o che sono, diciamo, suoi colleghi. E infatti dice, no? Troppo spesso persino i più competenti, anche nei testi dei classici più letti, si erano lasciati sfuggire una corruttela, avevano sospettato ingiustamente una tradizione sana, accettato una congettura errata come restituzione sicura dell'originale, ricettato un'emendazione giusta. La questione è se la causa di questi errori sia stata solo un'insufficiente concentrazione sui singoli casi, che potrebbe essere scusata per via dell'infinita estensione della materia, o se vi sono errori di metodo. In generale mi sembra di poter dire che da un lato si accolgono troppo spesso congetture che presuppongono un forte e dunque in realtà non sanabile alterazione del testo, e dall'altro si è troppo facilmente inclini a non vedere guasti della tradizione, della Vulgata,
per il fatto che non si è ancora potuti rimuovere, che non li si è ancora potuti rimuovere in maniera convincente. Entrambi gli orientamenti sono originati da una paura riprovevole, e questa è l'unico, diciamo, nota di biasimo che Mas fa, cioè una paura riprovevole di fronte all'ammissione che non si è raggiunto un risultato pienamente soddisfacente. Quindi Mas, anche in questo caso, che come diceva Giorgio Ziffer prima, Mas aveva visto 200 e più edizioni critiche, avrà visto di tutto, cose come dire sbagliatissime, avrebbe potuto, io penso no, nel mondo accademico ci si tira delle frecciate pazzesche nel mondo di oggi. L'eleganza, la sobrietà, il rispetto, cioè lui si limita a dire vi è questa riprovevole paura ad affermare, come dire, la propria incapacità, la propria sconfitta, il non essere riusciti a congetturare adeguatamente. Quindi questo è nel 27, ma nel 37 è ancora più impressionante perché è uscita l'edizione del 27. Quindi la sua teoria, il suo metodo è ormai diffuso, conosciuto, apprezzato. Quindi la critica di Bédier, tutti voi sapete perché è la classica domanda dell'esame, qual è diciamo, il caso degli stemmi bifidi, il problema, le critiche mosse da Bédier al metodo stemmatico, è ammirevole come Mas lo affronti. Cioè Mas dice, semplicemente dice, l'osservazione a prima vista sconcertante, e poi dice, Bédier non ha visto la tradizione greca, ma io l'ho controllata e ha ragione. Cioè, le edizioni portano spesso a stemmi bifidi, no? E anche qui Mas non si lancia, avrebbe potuto no, difendere, penso a noi, insomma, a spada tratta il proprio metodo, e invece con un rigore, con una appunto sobrietà, rispetto, pacatezza, appunto riporta, avrebbe potuto glissare, no? Non riportarlo nel testo, in fin dei conti poteva fare il suo saggio del 37 senza neppure, come dire, accennarvici. E invece non solo lo affronta, lo accetta, dice che può avere ragione e poi cerca di dare le sue giustificazioni, che poi, vabbè, su questo si sarebbe da poter così parlare a lungo. La stessa cosa accade nello sguardo retrospettivo, appunto per questo anziano di 76 anni che proprio all'inizio dice il successo di questo libretto nel commercio librario è considerevolmente maggiore del suo concreto influsso sulle edizioni e le ricerche critico-testuali apparse dopo il 37. Ciò dipende probabilmente dal fatto che da un lato negli ultimi 30 anni non è stata pubblicata nessun'altra introduzione a questo campo del sapere e che dall'altro il carattere astratto della materia ha un effetto scoraggiante, e lo sapete bene perché chiunque prende il testo di Massa all'inizio è abbastanza scoraggiante. È possibile poi che si aggiungono anche delle insufficienze nella mia trattazione, alle quali volentieri cercherei di porre rimedio se solo mi venissero fatte rilevare per mezzo di osservazioni critiche pubbliche o private, e forse i 3 excursus, e lui dice sono stati finora approfonditi poco di rado, se avremo modo accenneremo al fatto che non è esattamente così. Però vedete come Mas si mette in primo piano, no? A dire probabilmente ho sbagliato io, è insufficiente la mia trattazione, no? Quindi questo diciamo è qualcosa che a ritroso penso che colpisca chiunque di noi quando uno legge, così come il fatto di chiedere chiarezza, no? Dell'onestà, l'onestà scientifica. Quando Mas, anche qui nella critica del testo del 27, alla fine del paragrafo 18, dice: ma in quanto fondamento di ogni ricerca filologica i testi dovrebbero in effetti essere trattati in modo tale che sul grado di certezza che loro spetta vi sia la massima chiarezza possibile. Quindi anche questa esortazione, no? A essere chiari, a essere onesti sul valore che ha il testo che noi ricostruiamo,
E questo è il secondo aspetto. E poi appunto quello che già aveva indicato il Giorgio Ziffer, che quando lo leggiamo a ogni che è sospinto Mastro ne ha un'espressione del tipo con ogni probabilità, verosimilmente, il più delle volte, in generale, di norma. Cioè Mass sa che quello che lui sta trattando, e lo vedremo poi dopo, è più complesso, è più vischioso, è più di quello, no, che si presenta. Quindi sa che ci sono molteplici variabili che possono intervenire. E questo va nettamente in contrapposizione con quello che avevamo prima letto di Pasquale, no? e quello con cui è sempre stato presentato Mass, cioè meccanico, un metodo geometrico, un metodo schematico, che si vuole contrapporre alla libertà, diciamo, dell'editore. Non è così, è un problema stilistico. E quello che ha letto prima il professor Ziffer, e che anch'io avevo scelto, a me ha colpito, sapete cosa? Non che lui parli della responsabilità stilistica, ma che ne parli per la recensio e non per l'examinatio. Perché normalmente si pensa alla recensio meccanica, poi arrivo all'examinatio e mi metto a pensare se il testo è giusto. No, cioè i momenti sono tutt'uno. Cioè il filologo non è che quando valuta la variante prima fa la recensio e poi fa l'examinatio, mentre valuta ovviamente inizia, e saranno le congetture diagnostiche finali, no? Dello sguardo retrospettivo, inizia a dire perché ha scritto così, non poteva scrivere così, qui non torna, qui stilisticamente non c'è, è un cerotto, come io dico, cioè nel corso della trasmissione qualcuno ha sanato il passo, è corrotto, è originale, perché ha usato questo termine? Quindi qui è l'unico passo in cui Mass parla di una responsabilità stilistica per l'examinatio, e quindi, scusatemi, per la recensio, quindi estremamente, diciamo, importante. Ora questo Richard Bentley aveva fatto 700 congetture sull'edizione di Orazio, ed è per questo che lui parla di questa l'abuso al quale condusse nel momento in cui fu pronunciata questa frase, perché è vero che se non torna il testo, però sono 700 interventi, no, effettivamente un po' tanti. E Mass, come diceva prima, un'altra cosa che secondo me colpisce tantissimo quando uno legge Mass è il ricorrere di ciò che è essenziale. Io l'ho contato, mi sembra che siano 15 volte, lui mette 15 volte il termine essenziale su questo testo. E quindi Mass dice, come dire, esorta sempre a tenere il timone, a stare attenti al baricentro, perché le sirene che ci deviano, che ci possono illudere no, a una ricostruzione seria e oggettiva, ci sono, e quindi bisogna andare all'essenziale. E all'essenziale perché? Perché lui sa bene che qualsiasi edizione critica, come dice Montini, lo dirà dopo, ma è un'ipotesi di lavoro. Come ogni atto scientifico, una vera ipotesi di lavoro, la più soddisfacente, ossia economica, che collega il sistema ai dati, ma è un'ipotesi. E soprattutto Mass cosa sa? Sa che, come nella vita delle persone, così nella vita dei testi, le vicende sono più complesse di quelle che non appaiano esternamente, che ci sono tante appunto variabili, tante perturbazioni nella vita dei testi e delle persone, più di quelle che possano apparire, e che quindi quando lui finisce, proprio come finisce la critica del testo del 37, quando lui finisce con Bédier, e poi l'ultima parte, quando lui appunto spiega quali possono essere le cause di questa stemmatica bifida, e ci sono alcune cose, vabbè, come lo stemma medievale a 3 rami, vabbè, scusa, non taccio perché come medievista non mi posso esprimere, ma poi parla della contaminazione e dice
nei casi appunto nel caso di testi molto letti invece è solita comparire la contaminazione e nell'ambito di una contaminazione la stemmatica rigorosa è impotente. Tout court. E qui ci dice la stemmatica è impotente. Poi inizia a parlare di, appunto della contaminazione, ma anche del concetto di classe o famiglia, che nella stemmatica rigorosa non esiste, non deve esistere, non parliamo di famiglie, noi parliamo di codici dipendenti o indipendenti, non di famiglie. Però dice, nel caso di relazioni di dipendenza non chiare, il concetto di classe e famiglia può invece risultare utile. Si intende con ciò un gruppo di testimoni per i quali, per via di alcuni errori congiuntivi, si rivelano, rispetto ad altri testimoni, legati tra loro, ma la cui articolazione interna può non essere precisata, in quanto per il momento irrilevante. Si può in tal caso eleggere un rappresentante della classe, il suo membro più antico, e scartare senz'altro i nuovi testimoni, che per via dell'errore congiuntivo si rivelano collegati ad essa. Quindi in qualche modo, prima lui parla di una contaminazione in cui la stemmatica non entra, e poi però ci parla di una stemmatica invece dove lui ha una famiglia, un gruppo di codici dove i rapporti non sono chiari, e quindi io posso dire, bene, questi codici stanno tutti insieme, più o meno si guardano, si vedono, è irrilevante a quel punto che io sprechi il tempo a cercare di capire i rapporti interni. Stando in questa posizione scelgo il codice più rappresentativo, più antico, e lo uso a livello di stemmatica, quindi si vede che nei piani più alti è sana. E poi a questo punto, come dicevamo prima, è evocativo, allude Maas termina facendo sia qui ricordata, quindi ha parlato finora della contaminazione, bene, e poi dice sia qui ricordata infine la bella similitudine con la quale Otto Immisch, parlando della formula della recensio, ha illustrato il concetto di stemma. Come nella formula chimica la disposizione degli atomi è fissata in modo univoco e invariabile in ogni molecola di un composto, così lo è nello stemma la relazione di dipendenza dei testimoni per ogni luogo del testo, puntino, 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 se siamo in presenza di una tradizione vergine. A tutto c'è rimedio, fuorché alla contaminazione. Mas qui cosa ci dice? Che come nella vita nostra tutto non è lineare, nei codici è impossibile che non ci sia la contaminazione. In una trasmissione testuale la contaminazione ci sarà, come è inevitabile la morte, è inevitabile la contaminazione. Bene. Quindi il problema è collocarla, saperla vedere, saper gestirla, dov'è. E devo dire che io mi sono persuasa, di questo non ne aveva mai parlato, che proprio questa fine, in cui si parla della contaminazione, che poi è in tutto il testo della critica, della text critique, cioè spesso allude Maas alla contaminazione, non in modo esplicito, ma quando a volte lui dice di norma o altre, allude sempre a queste variabili, cioè alle perturbazioni o alla contaminazione. Ma questa chiusa è quella, secondo me, che poi alla fine lo porterà allo sguardo retrospettivo, perché quando i rapporti di dipendenza non sono chiari, ed è quando c'è la contaminazione, che ovviamente i rapporti di dipendenza non sono chiari, o di indipendenza, a quel punto lui enuclea 3 excursus, tutti incentrati su cosa? Su come individuare i codici indipendenti, quelli che poi li chiama anche substantive, da appunto la filologia shakespeariana. Quindi lo sguardo retrospettivo sarà tutto a dire come si individuano i codici indipendenti, mi sembra. Sì, per i primi 2 forse, per il terzo le congetture diagnostiche no. Sulle congetture diagnostiche quello è il metodo.
la penso in maniera un po' diversa, ma insomma non cambia molto. Hai toccato molti punti e io cosa faccio? Ne riprendo un paio, magari poi qualcos'altro lasciamo per la discussione finale. Non so se puoi inquadrare il paragrafo 18, perché volevo... o se no leggo... No, cerchiamolo. E dove... Metto gli occhiali, se no vedo... Qui, questo è il 19. Sì, esattamente. Questo. Vorrei rivolgere la vostra attenzione alla fine di questo paragrafo. C'è una parte, c'è un capoverso stampato in caratteri più piccoli, dove Mas prosegue il suo ragionamento e parla di come le congetture sono quelle migliori che poi si imporranno, e parla di qualche cosa, parla in fin dei conti, sembra di leggere il filosofo della scienza Karl Popper quando dice perché ogni congettura spinge alla confutazione. Il modo di impostare i problemi è esattamente quello popperiano, se vogliamo, ma io qui vorrei sottolineare soprattutto la frase finale che ha indotto in errore Elio Montanari, che spero non me ne voglia da lontano se parlo di un passo che credo lo abbia frainteso, perché non ha tenuto conto sempre di un'altra caratteristica alla quale soprattutto Lucia ha già accennato, anche senza nominarlo esplicitamente, ma la grande e sottile ironia di Mas. Chi ha paura di dare un testo non sicuro farà meglio occuparsi solo di autografi. E nel commento di Montanari si legge ma anche gli autografi possono essere complicati, anzi alle volte lo sono anche di più quando ci sono diverse redazioni d'autore, solo che qui Mas cosa sta facendo? E questo dimostra come questo testo sia un tutto e ogni parte sia legata ad altre parti del testo. Questa frase, chi ha paura di dare un testo non sicuro farà meglio occuparsi solo di autografi, che significa il dubbio, dubbio è un'altra delle parole chiave che ricorre molto spesso nel testo. Comunque qui questa frase va letta insieme alla frase di apertura della critica del testo. Opere dei classici greci e latini scritte di mano degli autori, autografi, noi non ne possediamo. E non possediamo neppure copie che sono state confrontate con l'originale, bensì solo copie che sono state derivate e così via. Gli autografi non ci sono, perché la critica del testo di Mas è una critica dei testi dei classici greci e latini. E lui, alla fine del paragrafo 18, sta citando implicitamente Wilamowitz, che in una pagina della sua storia della filologia, che in questa introduzione alla scienza dell'antichità costituiva il primo fascicolo e precedeva la critica del testo di Mas, aveva detto la stessa cosa in termini più espliciti. Chi ha paura di pubblicare un testo è meglio che lasci perdere, che si occupi di altro. E Mas dice la stessa cosa, ma Mas è un maestro anche della variazione e quindi, a parte il fatto che la critica del testo, quella del 27, se lasciamo da parte gli esempi, è una critica del testo senza nomi, è una teoria. L'unico nome che compare al paragrafo 14 è proprio Wilamowitz per la sua storia della filologia, di cui appunto la critica del testo costituisce la prosecuzione all'interno di questa opera di introduzione alla scienza dell'antichità. Riguardo la modestia di Mas, ci sono diverse testimonianze quando qualcuno sottoponeva un problema, e lo hanno fatto in tanti perché Mas era sempre estremamente disponibile e gli presentavano un passo dove c'era una lezione difficile. La prima risposta di Mas era "Verstehe ich nicht", non ci capisco niente.
e poi naturalmente cercava di approfondire. Ma questo, das verstehe ich nicht, questo io non lo capisco. Mas è arrivato in un libretto del 1910 che contiene l'edizione di diversi testi religiosi bizantini, a metterlo anche nell'apparato critico. Lì a proposito di una lezione, Mas scrive: questo io non lo capisco. C'è una frase spesso citata dal quarto capitolo dedicato appunto a come si allestisce un'edizione critica, in cui Mas dice: nei nostri apparati critici c'è troppo poca vita. E lui è uno che ha avuto il coraggio di scrivere: io questa lezione non la capisco, per dare un'idea appunto della sua onestà, della sua profonda onestà intellettuale. E a proposito dell'edizione come ipotesi in senso continiano, c'è la fine della sua recensione all'opera di Gregg di Editorial Problem in Shakespeare, che finisce dicendo che non ci sarà mai un'edizione definitiva di Shakespeare. Ogni generazione produrrà una edizione che corrisponderà a come quella generazione ha compreso il testo di Shakespeare. Ed è un'affermazione che si può applicare in nome di Dante, lo hai fatto tu giustamente all'inizio, a Dante, a tutti i grandi autori per i quali appunto ogni generazione è chiamata a presentare il risultato della propria fatica. Vedo che parliamo già da un'ora, io vorrei dire solo due cose prima di lasciare spazio a qualche vostra domanda o intervento. Io mi sono chiesto spesso, fin da quando ho cominciato a tradurre, non l'ho detto, forse lo posso dire senza essere tacciato di fare troppa autobiografia, io la traduzione nel 2015 avevo iniziato a farla per conto mio, non pensavo di pubblicarla, e che a furia di leggere e rileggere il testo alcune parti le avevo imparate a memoria, e poi per entrare meglio nel testo, per capirlo meglio, mi ero messo a tradurre vari passi, vari luoghi del testo, e poi così, per un insieme di circostanze, ho dedicato poi 1 anno e mezzo, quindi traducendo più o meno 2 pagine al mese, visto che l'edizione del 60 è di 32 pagine, per poi poter pubblicare questo testo. Facile o difficile? Nella mia nota introduttiva, la prima edizione, io avevo scritto che, dando ragione a Pasquali, la critica del testo poi così difficile non è. Nella seconda edizione dell'anno scorso ho detto l'esatto contrario, più o meno ho detto che no, che invece la critica del testo è difficile, ma la verità forse è che non è né facile né difficile, è impegnativa, perché è un'opera che parla di dura filologia, di critica del testo in sé, e di una chiarezza esemplare, e richiede uno sforzo, richiede un impegno. Le 18 pagine dell'edizione del 27 sono diventate 32. Capite bene che per un libro non sono molte 32 pagine, e la cosa straordinaria è che è l'opera, l'introduzione alla critica del testo più breve che, per quanto io sappia, sia stata mai scritta, ma è al tempo stesso l'opera più sistematica, perché Mas parla di tutte le questioni essenziali. Basta leggerlo con attenzione, parla anche delle varianti d'autore, delle doppie redazioni, parla appunto della contaminazione. Giustamente Lucia ha ricordato la fine del saggio del 37, che è diventato poi la prima appendice.
ma lì Maas varia e dice più o meno la stessa cosa che aveva scritto alla fine del capitolo dedicato alla recensio, dove si legge quanto segue, paragrafo 12: le relazioni di dipendenza dei manoscritti dei classici in gran parte non sono ancora studiate in maniera definitiva, anche a prescindere dai frequenti casi in cui la contaminazione non permette di sperare in un risultato limpido, che più o meno è quanto poi lui ripete in maniera più colorita, in maniera più immaginosa, alla fine del saggio del 37, il saggio del 37 che è in gran parte un dialogo con Pasquali, che nel 1934 aveva pubblicato la sua storia della tradizione critica del testo, dedicata in gran parte a tradizioni contaminate, e Maas, con questa clausola che va letta però con la similitudine chimica che la precede immediatamente, sta rispondendo in qualche modo a Pasquali, anche se bisogna ricordarsi quello che Maas scrive nel 27 a proposito delle tradizioni contaminate, dove ci sono tradizioni contaminate entra in gioco l'examinatio, quindi non c'è rimedio alla contaminazione, ma non c'è solo quella che noi chiamiamo recensio, c'è anche l'examinatio, e dove la tradizione è contaminata sono anzi proprio gli errori guida, gli errori significativi che ci permettono entro certi limiti di dipanare la matassa e di vedere un po' più chiaro, ma non c'è solo la recensio, c'è anche sempre l'examinatio, e Maas introduce la categoria delle varianti presuntive. Variante è un termine che in Maas non ha il significato che noi siamo soliti attribuire a questo termine. Le varianti sono solo quelle che stanno sotto l'archetipo, sono quelle che possono essere lezione tradita, non sono le lezioni che nello stemma compaiono ai piani più bassi dello stemma. E ci sono, oltre alle le varianti presuntive, che sono quelle appunto che abbiamo quando è in gioco la contaminazione, che rende tutto il lavoro del filologo molto più complicato, cosa che era nota anche ai filologi che hanno preceduto Maas, quindi lì non è che Maas dica qualche cosa di così particolare. La cosa particolare che lui dice è che appunto lì entra in gioco l'examinatio e non è più questione di recensio, così come, con questo direi che chiudo, perché è un punto dove anche Pasquali non aveva colto fino in fondo il senso di quello che scrive Maas. Mi riferisco al paragrafo 19, quando Maas affronta il problema delle tradizioni bipartite, che poi è il problema che dà luogo al paradosso di Bédier. Leggo queste quattro righe fondamentali. Nel caso della traduzione bipartita, la recensio porta spesso a due varianti, cioè quando abbiamo due rami, o come dice più correttamente Maas, due portatori di varianti. Quando i due portatori di varianti hanno lo stesso testo, non c'è problema, quello è il testo dell'archetipo, che poi andrà sottoposto a verifica per capire se l'archetipo ha conservato la lezione dell'originale o meno. Il vero problema è quando abbiamo una tradizione bipartita e i due portatori di varianti hanno una lezione diversa. Cosa scrive Maas? L'examinatio deve dunque stabilire se una delle due o nessuna delle due è genuina. Quindi il problema delle tradizioni bipartite non è più un problema della recensio,
perché lì non sono più in gioco le relazioni di dipendenza fra i testimoni, lì ci sono due varianti dello stesso valore stemmatico e si tratta di stabilire, e poi guardate la sua finezza, non quale delle due è genuina, ma se una delle due o nessuna delle due è genuina. Quella che poi Contini chiamerà diffrazione in assenza è già tutta qui, è qui in un punto cruciale che è quello che mette in crisi il metodo lachmaniano inteso in senso pre-massiano come metodo meccanico, dove sembra che sia lo stemma a risolvere i problemi del filologo, mentre per Mas è sempre la responsabilità stilistica del filologo che già in fase di recensio guida le sue scelte, e quando poi ci si trova di fronte a dover decidere qual è la lezione giusta, se una delle due è quella migliore, lì è in gioco l'esaminarsi. Qui mi fermo forse e lasciamo forse la parola a voi per qualche domanda o qualche commento ulteriore. Grazie. Beh, innanzitutto ringrazio i professori per questa bella discussione e, come detto, se avete qualche domanda o curiosità, intervento, volentieri. Intanto faccio io una breve domanda. Io effettivamente al primo anno di università ho seguito le lezioni sul libro di Mas, però è stato davvero interessante assistere a una rilettura che non sia prettamente appunto scientifica, quindi anche una visione che comprenda la personalità del filologo, dell'autore, quindi sia da un punto di vista biografico ma anche da un punto di vista umano. E come è stato ricordato all'inizio, questa brevità di alcune opere di Mas corrisponde effettivamente a una densità davvero senza paragone quasi, perché appunto ricordo durante le lezioni che il momento davvero esegetico e interpretativo era quello che seguiva la lettura di Mas, con un commento che andava ben oltre la singola frase, la singola affermazione appunto. E quindi volevo chiedere se da un punto di vista didattico appunto questa lettura di Mas costante negli anni a degli studenti che spesso sono al primo anno appunto ha portato proprio a entrare ancora di più all'interno del testo, nella prospettiva di doverlo spiegare a chi probabilmente non ha molte basi di filologia, e quali sono state le impressioni magari di questo metodo. Io amo molto fare questo corso, forse è il corso che amo più fare, mi potrebbero togliere tutti i corsi ma non questo. Perché è veramente, prima di tutto perché facciamo qualcosa di nuovo che voi non avete fatto alla scuola superiore, quindi è effettivamente una grande novità, e è un metodo, quindi è aprirvi a leggere, e non solo i libri, come diciamo sempre i giornali, i comunicati ANSA, cioè leggerli dal punto di vista di un filologo, no? I giornali, io spesso appunto io e mio marito che significa? Leggiamo una serie, poi mi ci guardiamo e facciamo ma che significa? Perché a volte veramente anche la comunicazione oggi è una comunicazione fumosa, non chiara, non limpida come Mas richiederebbe, no? Quindi, come dire, inizia a essere un tarlo. Io dico sempre che il filologo ha questo tarlo, per cui tutte le volte che vede qualcosa, legge qualcosa, si chiede veramente, cioè, cosa significa veramente.
quindi introdurre, essere un accessus, diciamo così, a questa novità universitaria è un'esperienza molto bella, soprattutto è stato utilissimo per me, perché appunto sono stata costretta dal 2006 a ora, insomma sono tanti anni, a rileggerlo, rispiegarlo, rivederlo e tutte le volte approfondire in un modo diverso. Ed è molto bello, devo dire, devo sempre ringraziare gli studenti, perché dopo la prima difficoltà oggettiva che bisogna superare, però scollinato il momento critico, si vede proprio quando iniziate a capire e quindi a collegare o a fare le domande che indicano che gli studenti iniziano a capire, e quindi diciamo vedere come si apre proprio, no? Un modo diverso di approcciarsi ai testi, alla storia dei testi, alla comprensione dei testi, all'esegesi dei testi, è molto bello, quindi appunto è un corso che io amo molto fare, dove io imparo molto tutti gli anni, imparo molto anche soprattutto dai colleghi che ho accanto, perché il primo corso lo fece con te, non ti ricordi, ma la prima volta che ho fatto un corso insieme, però non insieme, diviso, oppure il professore De Maria, che appunto si occupa di testi volgari, quindi comunque ha tipologie testuali, trasmissioni testuali diverse dalle mie, quindi effettivamente no, cerchiamo di dare una visione il più ampia, non completa, più ampia possibile, quindi sì, didatticamente è molto bello, più di altri corsi sicuramente, e spero che appunto che sia gradito anche dagli studenti, perché poi effettivamente si ritrovano questo lavoro nel proseguo degli esami, perché comunque anche alle magistrali, anch'io che faccio filologia vedo che ha fatto l'esame da chi invece non lo ha fatto, per cui, come dire, effettivamente trovo molte più difficoltà. Leggere un apparato critico, insomma, alla fine si insegna a leggere un apparato critico. Sì, sicuramente, anzi, su questo dovete essere, come dire, molto fieri e contenti, diciamo, gli studenti di Udine, perché appunto il corso di critica del testo non è impartito in tutti gli atenei, anzi, direi raramente, come obbligatorio per gli italianisti, non per i classicisti, non filologia classica, e quello è un obbligatorio. E quindi secondo me, ecco, su questo è un aspetto su cui Udine, insomma, dà un grande aiuto, ecco, un bel supporto, chiunque lo tenga al corso, insomma, vi dà proprio un supporto metodologico all'inizio, e questo secondo me fa la differenza, devo essere sincera. Posso solo aggiungere che anche prima di ascoltare adesso le tue parole, io ti invidio, perché io sì, ho tenuto un paio di anni un corso di introduzione alla critica del testo, ma era prima del 2015, quindi un corso intero dedicato o basato su Massimo in realtà non l'ho mai tenuto. Mi piacerebbe un giorno farlo, ma per adesso è qualcosa che me ne servo nei miei corsi, naturalmente nei miei lavori, e poi ogni tanto mi piace aprirlo un po' a caso e leggerlo come una sorta di ginnastica mentale, perché appunto anche avendolo tradotto e corretto, rivisto, da Mas si impara sempre, non so perché, ma il suo modo di ragionare e di esporre i problemi è veramente qualcosa di molto bello e sempre nuovo in qualche modo, come una fonte inesauribile che, a parte le nozioni che comunica, così, comunica un entusiasmo, quella giusta disposizione critica, ma non ipercritica, e comunica, credo, soprattutto un forte amore per i testi studiati, ecco, quindi...
Sì, volevo solo aggiungere appunto il livello teorico. A me è capitato che gli studenti del corso di perfezionamento della SISMEL mi abbiano proprio chiesto di fare delle lezioni teoriche, perché in realtà non avevano mai letto Massa, vengono da Italia ovviamente, e mi ha colpito, perché, come dire, nessuno di voi può dire questo, cioè appunto comunque la lettura di Massa c'è stata, l'avete studiato, cioè poi lo ripreso anch'io, feci così, poi lo ripresi dopo anni, però ecco, a volte si arriva a un dottorato senza aver fatto come teoria della critica del testo, al che io rimango un po', come dire, sì, si applica, hanno fatto dei corsi in cui comunque per i rudimenti li avranno sicuramente dati, però ecco, mi hanno proprio chiesto di fare Massa, la critica del testo. Quindi questo per dire che effettivamente è un'esigenza, insomma. Un paio di cose. Giorgio, io coglierei quest'ultima tua affermazione sul balzo e ti proporrei di fare un corso su MAS, per la scuola superiore l'anno prossimo. Anche come, sai, si chiama lavorare, so che non ti piace, però è qualcosa, potrebbe essere interessante. Allora, non devi rispondere oggi. Non so se è d'accordo con Naturalmente insieme a Lucia, se vuole, no, non vuole. Ho due cose separate, se non vi sopportate più. Allora, faccio due osservazioni anche per provocare, più che altro decidete voi cosa rispondere e come rispondere. Una breve, una un po' più lunga. Allora, la critica del testo di Mans, tu Giorgio alla fine hai citato Lachmann, però viene anche spesso definita come il manuale di Lachmann che Lachmann non ha mai scritto, perché per certi versi è vero questo fatto, cioè che sappiamo benissimo il problema che c'è una cosa che si chiama il metodo di Lachmann, andiamo a cercare il grande libro in cui Karl Lachmann ha esposto questo metodo e naturalmente questo libro non esiste, cioè è una cosa che si può dedurre da una serie di scritti sparsi, molto brevi per lo più, d'accordo, che sono stati assemblati, ma per certi versi anche Bédier attaccano il metodo di Lachmann, ma senza avere un bersaglio preciso per certi versi. Sì. Quindi c'è questo aspetto qui che a Mars è stato visto anche in questo senso. Questa è la mia prima cosa che vi inviterei ad approfondire. La seconda cosa è tornare alla res ipsa di Richard Bentley. Allora, per chi non lo conosce, Richard Bentley, due parole qui, è un filologo classico britannico, inglese, in verità, che vive fra la fine del Seicento e la prima metà del Sette, è conosciuto soprattutto per le sue osservazioni sulle lettere di Falaris del 1699, e quindi la res ipsa, tu l'hai tradotto, e sì, io lo chiamerei il fatto di aver letto sto libro un bel po' di volte, va bene, di aver riflettuto su di esse, su tutta la sua traduzione, per quello che si riesce a sapere. Allora, Bentley naturalmente è famoso per alcune sue emendazioni, però c'è anche un caso un po' particolare, che è la sua edizione del Paradiso Perduto, 1732, che è un caso in cui Bentley decise che il Paradiso Perduto, pubblicato nel 1667, dettato da un poeta cieco a una serie di amanuensi, non abbia un autografo, però l'edizione a stampa, diciamo, ci dà un testo invece molto pulito, cioè sono questioni di forma,
ma errori di sostanza non sembra che ci siano. Stranamente, ma vero. Bentley però decise il contrario. Bentley decise che la dittatura di Milton era stata, diciamo, ripresa da un'altra persona che ha cambiato, riscritto totalmente il testo di Milton prima della pubblicazione, eccetera, eccetera, e poi Bentley in questa famosa edizione 1732, giocando sulla res ipsa, ha emendato il testo del Paradiso Perduto, cioè una serie di emendazioni che nessun editore di Milton dopo ha accettato. La cosa interessante, anche se che questi interventi però hanno attirato molta attenzione a certi aspetti della poetica di Milton ed è considerata sempre una grandissima edizione critica, pur essendo sbagliatissima. E quindi per dire che la critica testuale, quando le combina male, perlomeno deve combinarle alla grande. Va bene? Ok, a voi. Su quest'ultima affermazione non sono così convinto. La differenza è che a differenza, che ne so, di un architetto, il critico del testo non manomette i manoscritti, quindi pubblica un'edizione critica e lascia spazio poi ad altri editori che vogliano farne una nuova o cominciare col criticare il loro lavoro. Sì, quell'edizione che io non ho studiato direttamente, insomma, ho letto che è sbagliata, ma che contiene tutta una serie di congetture sbagliate. Vorrei solo rispondere con l'inizio del terzo excursus della seconda appendice del 57, che comincia così: in genere si distingue solo fra congetture giuste ed errate e si è inclini a rifiutare senz'altro quelle non giuste. Invece, secondo quanto esposto sopra al paragrafo 13 e seguenti, la congettura giusta o errata è una parte essenziale dell'examinatio, cioè dell'esame volto a stabilire se il testo tradito è il migliore possibile o meno. Quindi le congetture, anche quelle non giuste, servono comunque a capire meglio il testo. In un lavoro che è citato nella bibliografia e che un po' misconosciuto, è noto a tutti, ma forse non apprezzato come merita, mi riferisco al Manuel de critique verbale di Louis Havet, un libro che è il contrario della critica del testo di Mas, conta 1600, se ricordo bene, 48 paragrafi, è un labirinto dove ci si perde, sono 400 pagine, un grande formato, però giustamente Mas ne loda le parti teoriche. C'è un passo dedicato alle congetture dove Havet, in spirito che possiamo definire massiano, dice a una congettura non si chiede di essere perfetta, le si chiede di diventarlo, nel senso che una congettura stimola, come poi scriverà anche Mas, altre congetture che poi forse un giorno porteranno un filologo a trovare l'emendazione palmare che risolve il problema. Quanto alla critica del testo di Mas come manuale lachmaniano, allora, prego. Sì, no, io credo che quello che stai dicendo, Neil, in parte è legato anche, bisogna contestualizzare, no? Cioè Richard Bentley è nel XVII-XVIII secolo, inizio XVIII, ed effettivamente la critica del testo di Mas nasce in qualche modo per ovviare a un debordare, diciamo, dell'atteggiamento di un filologo di intervenire sul testo più di quanto, infatti lo dice, no? Qui Mas
che è stata usata, è stato un pretesto per, in fin dei conti è quasi un'interpolazione, cioè questa sta, ma insomma quella di Orazio sono 700 interventi, cioè sono effettivamente troppi. Diciamo però che la critica del testo si è sempre, cioè, viaggia su questi due binari, o troppo interventisti o troppo conservatori del testo tradito. Perché quello che dice Massimo, un passo che ho letto prima, non mi ricordo mai, Giorgio diciamo che sa a memoria, io mi ricordo i passi ma non mi ricordo che sono. Cioè, il fatto di non, cos'è il paragrafo 18? Il fatto di avere trascurato, il fatto che il testo non regga, è un'esperienza che chi di noi usa un testo in latino capita a ogni piè sospinto, cioè edizioni critiche in cui uno legge e dice ma come legge questo periodo? Questo periodo non regge. Bene. E si tace il fatto che c'è un problema. Quindi la critica del testo è sempre andata su questi due, è un pendolo, no? Che va da una parte all'altra, o troppi interventi oppure troppo soggiacenti alla tradizione manoscritta. E rispetto a quello che diceva Giorgio, nello stesso paragrafo però, Mas dice una cosa che a me piace sempre tanto. Dice: quali di queste congetture meritino di essere menzionate nell'apparato critico è decisione che deve essere lasciata alla sensibilità dell'editore. Prima di rigettare tuttavia una congettura senza motivazione, l'editore dovrebbe chiedersi se egli si sentirebbe in grado, qualora la congettura fosse tradizione, di riconoscerla come corrotta. Bene? Quindi dice questo perché? Perché ovviamente se la congettura l'ha fatta Pizzo, l'ha fatta Caio, che io non sopporto perché il mio acero è un nemico eventualmente, la rifiuta a prescindere. Invece ogni congettura uno dovrebbe dire: ma se io la trovassi nel manoscritto, la trovassi scritta, la metterei in dubbio? Cioè la mia sensibilità stilistica mi dice che c'è qualcosa che non torna, che non funziona o no? E guardate, io dico sempre, la sensibilità stilistica, la ruminatio, il ruminare, no? L'autore, è fondamentale. Io ho presente i padri Maurini che fanno l'edizione del 1705 di un po' di padri della Chiesa, tra cui Gregorio, fanno delle congetture che poi i codici hanno effettivamente confermato, perché la loro ruminatio dell'autore era tale che riescono a individuare subito su un passo, insomma, riuscivano a individuare più di noi un passo corrotto. Quindi ecco, questa ruminatio è qualcosa, e Mas dice che non basta una vita per affinare la sensibilità stilistica. Citando Villa Moritz. Citando Villa Moritz, bene. Ecco, scusa. Io vorrei, prima di arrivare al manuale lachmaniano, svolgere il filo al quale ha fatto riferimento Lucia, per tornare su una questione che riguarda le tradizioni bipartite e la scelta tra le due varianti, quando i due subarchetipi, o come io preferisco dire iparchetipi, non concordano. Sempre nello stesso paragrafo 19, qualche capoverso dopo: per quanto i due portatori di varianti possano essere di valore diseguale, cioè uno molto buono, l'altro scadente, la selezio, che è il termine che Mas coniuga per indicare la scelta tra due varianti di uguale valore stemmatico, deve avvenire caso per caso e nessuna variante può essere rigettata senza essere stata esaminata. Quante volte altri filologi, di fronte a due portatori di varianti, di cui uno buono e l'altro scadente, hanno optato per quello che è migliore, no? Il Codex Optimus. Mas lo dice: l'altro può essere scadente quanto si vuole, se è indipendente ogni singola variante deve essere esaminata caso per caso. Questo caso, ed è per questo che l'analisi, lo studio delle tradizioni bipartite non fa parte della recensio,
ma dell'examinatio, perché le lezioni vanno studiate esattamente come vanno studiate le congetture proprie o il più delle volte di altri studiosi, per capire se quella congettura è buona o no. Quanto al manuale lachmaniano, la critica del testo non è un manuale, per varie ragioni, almeno si può usare e viene usata come un manuale, ma insomma non corrisponde a un manuale perché è troppo densa, è troppo armoniosa, è scritta in maniera tale che non può essere letta come un manuale. Prelevarne un'idea qui, un'idea lì, senza leggerla per intero, senza capire veramente che cosa Mas voglia dire, rischia di portare a dei fraintendimenti, credo, della critica del testo. È difficile definirla. Io stesso mi sono interrogato a lungo, non è un manuale, ma che cos'è? È un saggio? No, perché è sistematica come lo è un trattato, ma uno difficilmente può parlare di un trattato di fronte a un'opera di 32 pagine, indice compreso. È una introduzione alla critica del testo difficile, che è difficile da assegnare a un genere. Quanto metodo, quanto al suo carattere lachmaniano, lì credo sia uno dei maggiori fraintendimenti. Intanto, vabbè, adesso Lucia ha proiettato un libro bellissimo, anche questo nato a Firenze. Firenze è uno dei centri della riflessione sulla critica testuale del Novecento, un libro veramente tra i più belli scritti in questo ambito di studi, che ha mostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il metodo del Lachmann, così come viene presentato in tanti manuali, non esiste, per una serie di ragioni. Il metodo del Lachmann in un certo senso è una sorta di curata, ma non troppo lontana dal vero, l'ha inventato Bédier in polemica, in contrasto con la filologia tedesca. Lachmann introduce la distinzione tra la recensio e l'emendatio, e dopo Lachmann, è solo dopo Lachmann che si afferma il principio degli errori comuni, ed è sostanzialmente nel primo Novecento che il metodo del Lachmann non è più la distinzione tra recensio e emendatio, cioè lo studio dei manoscritti per capire qual è il testo tradito, e poi l'attività emendatrice che deve sanare il testo tradito, perché è chiaro che se le congetture partono da un testo molto scadente che non corrisponde al testo dell'archetipo, ecco, archetipo sì è un termine chiave della filologia della critica testuale lachmanniana, però lì già c'è una prima dissociazione che bisogna assolutamente introdurre. Il problema è lì, la stranezza qual è? Che nella sua recensione del 29, forse perché è scritta in tedesco e quindi più citata che letta, ma Pasquali lo dice in termini chiarissimi, si chiede anche in che cosa si distingue la nostra critica del testo moderna, compresa quella di Mas, dalla critica testuale lachmanniana. Per Pasquali la critica del testo di Mas è già oltre Lachmann. Naturalmente Mas innova, ma Mas conosce perfettamente tutta la storia degli studi critico-testuali che lo hanno preceduto. Mas non solo conosceva perfettamente i grandi filologi e i loro lavori dell'Ottocento, ma nei suoi lavori alle volte cita anche i filologi del XVIII secolo, e non solo Bentley, e quelli del XVII. Mas ha una conoscenza della storia degli studi che è qualcosa di straordinario, anche quello. E dopo Pasquali, forse per
per alcuni riferimenti a Mas che si leggono nella storia della tradizione di Pasquali, che soprattutto però poi dopo la morte di Pasquali, Mas è stato letto con un occhiale lachmaniano, come se fosse il campione del metodo genealogico, del metodo lachmaniano. Non è così. Voglio dire, quando qualcuno dice che la critica del testo è in gran parte, per la massima parte, critica stilistica, e come ci ha giustamente messo in evidenza già nella recensio, non solo nell'examinatio, questo stride con quello che si era abituati a definire il metodo dell'Achman, a parte il fatto che anche questo Giovanni Fiesoli l'ha mostrato benissimo. Se c'è stato un filologo poco lachmaniano è stato Lachman, perché le sue edizioni erano semmai molto più simili a quelle di un Bédier che a quelle che vengono definite le edizioni basate sul metodo dell'Achman. Comunque, Mas, secondo me, sì, conosce benissimo l'eredità lachmaniana, ma è oltre perché erano oltre Lachman già Wilamowitz, Traube, lo stesso Krumbacher, si era affacciata una generazione di studiosi, parlo solamente di quelli tedeschi, ma Mas deve molto anche a Havé, deve molto, conosceva benissimo i filologi inglesi, conosceva benissimo Hausmann, l'aria era cambiata, e dopo che il grande successo, lì credo che un ruolo, non voglio dire negativo, credo che il saggio sugli errori di guida sia stato letto senza capire che va letto senza dimenticare tutto quello che c'è nella critica del testo. Quelle 6 pagine dell'articolo del 37 hanno favorito, credo, l'idea che Mas fosse un esponente del metodo lachmaniano, fraintendendo però in maniera molto grave il contenuto anche di quel saggio, perché nel 27, a proposito degli errori separativi, che ancora Mas non chiama con quel nome, perché quel nome viene inventato, viene coniato da Mas qualche tempo prima, oramai sappiamo anche quando, nel 35, ma il concetto c'è già nel 27. Ebbene, definire che cosa sono gli errori separativi, cioè quegli errori che uno scriba non poteva correggere e che quindi la copia che ne è priva, se lo scriba non poteva correggere quell'errore, vuol dire che è indipendente dalle altre copie dove invece quell'errore c'è. Ebbene, stabilire che cos'è un errore separativo e che cosa non lo è fa parte dell'examinatio. Quindi di nuovo l'examinatio e la recensio vanno di pari passo, o addirittura c'è una parte dell'examinatio che precede la recensio, perché per capire se uno scriba poteva correggere o meno un errore, significa che io devo avere un'idea di quella che è la lezione genuina, e poi devo conoscere la storia della tradizione per capire se nel lasso di tempo tra la copia A e la copia B, o tra l'archetipo e la copia dove c'è una lezione che è apparentemente migliore, ci poteva essere stato, c'è stato uno scriba capace di restaurare la lezione originaria, e tutto questo fa parte dell'examinatio, però non fa parte della recensio. E averlo dimenticato ha favorito un equivoco che ha fatto di Mas il campione del metodo dell'Achman, che con l'Achman c'entra e non c'entra, così, perdendo la parte più vitale, più interessante, più innovativa della critica testuale di Mas, e trasformando il lavoro del critico testuale in qualche cosa, sì, a quel punto di meccanico, di qualcosa di terribilmente diverso dalla stilistica, come se il critico testuale non dovesse appunto
conoscere i testi alla perfezione. La critica del testo non è una caccia all'errore separativo, congiuntivo, come dice in una sua breve voce di enciclopedia, la critica del testo è il ramo del sapere che si occupa della genuinità dei testi, è questo che conta veramente, quindi si parte dalla comprensione di quello che ha scritto o può aver scritto l'autore, naturalmente con tradizioni dove non ci sono gli autografi, dove i manoscritti sono distanti, conta poco, 100 anni, 500 anni, 1500 anni, e bisogna interrogarsi se quello che noi abbiamo nei manoscritti corrisponde a quello che ha scritto l'autore. Allora, io vorrei soltanto aggiungere a quello che ha detto ora Giorgio, il fatto che questo testo scritto da Giovanni Fiesoli è veramente bellissimo. Giovanni io lo conosco, ho fatto l'università assieme, È un capolavoro. ed è un capolavoro, ma è un capolavoro perché, a parte essere scritto benissimo, lui ricostruisce tutto questo fraintendimento, ma è un poliziesco, questo è un giallo. Cioè, praticamente alla fine uno continua a leggere il libro perché dice: mi spieghi allora come si è generato questo film, cioè chi è, come dire, il colpevole che ha fatto sì, no? Che si crei questo fraintendimento, e lui lo ripercorre scrivendo benissimo, Giovanni scrive veramente bene, in un libro che appunto ora ho guardato, è posseduto, come avete visto, stavo controllando l'OPA del nostro Ateneo, e nel testo sono parecchie pagine, insomma stanno 400 pagine, cioè non è un librettino, però effettivamente è istruttivo anche questo, su come si generano tanti equivoci, come si genera un'allusione diventa poi il metodo di Lachmann, e infatti il titolo ovviamente può limitare la genesi del metodo di Lachmann, che è quindi un equivoco. Allora, come capite, noi continuiamo per delle ore a parlare di Mauss, però sono 19:07. Io volevo leggere, posso fare della cucina? Certo. Questa è una sorpresa. È una sorpresa. Allora, ho riportato una cosa che mi aveva mandato Giorgio qualche tempo fa per email, che ci indica, dove c'è la parte in inglese da cui è tratto questo brano, invece Sponge di Paolo Cherchi, e leggiamolo. Questo ci indica come Mauss è vissuto in Inghilterra, e appunto questo humor, questo che lui aveva innato e che quindi in Inghilterra si trova benissimo. In casi come questo dovremmo seguire l'esempio di Elisabeth Alföldi Rosenbaum, moglie del famoso storico dell'antichità Andreas Alföldi a Oxford. Stava traducendo in tedesco il Re Quinaria di Apiccio e si imbatté in un passaggio in cui era filologicamente impossibile scegliere tra due varianti che avrebbero prodotto due ricette diverse. Chiese al grande filologo Paul Mauss, che insegnava anche lui a Oxford, di aiutarlo a stabilire quale delle due fosse la ricetta autentica o originale. Mauss suggerì di cucinare seguendo entrambe le versioni e poi di scegliere quella più gustosa, e così lei fece. E questo è come Mauss si poneva, diciamo, di fronte a, no, le varianti. Provate a vedere quale, diciamo, è più. Sì, hai fatto benissimo a ricordare questo piccolo aneddoto, e questo mi permette forse di sottolineare, perché abbiamo parlato più volte di quest'opera come è giusto fare, come di un'opera di teoria della critica testuale. Viene sottolineato meno spesso quanto quest'opera sia anche un'opera di prassi critico-testuale, perché questo è un libro che non solo invita a pensare, ma invita anche a fare, a compiere il lavoro del critico testuale, e c'è questo perfetto equilibrio tra la parte teorica e la parte pratica, la parte pragmatica,
quello che Maas dice sugli apparati che devono essere brevi, devono contenere solamente le vere varianti. Tutte le altre minuzie ortografiche, quelle vanno nell'introduzione. Questo parlare nel 1937 degli errori significativi, c'è una lettera a un giovane filologo che lui aveva conosciuto a Firenze nel 1935 e al quale deve poi la sua salvezza, perché Enoch Powell sarà colui che gli procurerà il visto perché lui possa emigrare in Inghilterra nel 1939. Una lettera del 1936 a Powell, lui parla del saggio che sta finendo di scrivere sugli errori significativi come di una ricetta per velocizzare il lavoro editoriale del critico testuale. Quindi in lui la teoria è sempre collegata alla prassi, non è mai una teoria, è astratta nel senso che è logica, anche dove nel preambolo dello sguardo retrospettivo parla di astrattezza, lui li sta citando Pasquali, perché è Pasquali nella sua presentazione del 52 che parla di una critica del testo che secondo alcuni è astratta e poi dice è astratta perché è logica. Lì è un'astrattezza che consegue, che è la conseguenza della logica di Maas, ma questa astrattezza come dire, ha a che fare anche con la prassi critico-testuale, perché in questo senso forse in parte è anche un manuale, perché è anche un modo per dare senza avere nulla di prescrittivo, senza avere nulla di impositivo, di autoritario, dà delle istruzioni, dà degli strumenti per pensare, degli strumenti per fare, per operare. E questo perfetto equilibrio tra gli aspetti teorici e gli aspetti pratici, pragmatici, credo sia una delle ragioni, una delle chiavi della perfezione, se non vi sembra eccessivo un sostantivo come questo, di questo libretto, perché non c'è nulla di astratto, di campato in aria, è tutto ancorato al lavoro concreto del critico testuale, aspetto questo che Pasquali nella sua recensione del 29 aveva colto perfettamente, perché parlava di una critica del testo che era stata riportata sulla terra. E io parlerei molto volentieri non solo del carattere astratto, ma anche della estrema concretezza della visione della critica testuale di Maas. È una concretezza nascosta nelle pieghe di un discorso teorico, ma c'è però, perché senza la conoscenza concreta di centinaia di testi Maas non avrebbe mai potuto distillare le 18 pagine della prima edizione o le 32 della quarta edizione. Bene, io ringrazio nuovamente i professori e vi ricordo il prossimo appuntamento il 24 febbraio in cui sarà il nostro ospite Angelo Floramo e vi ringrazio per essere stati qui. Buona serata.